La sanità in Sardegna necessita attualmente di una riforma, che rinforzi il territorio e che metta in rete ospedale e territorio di emergenza e urgenza, e necessita rapidamente di una riforma perché la sanità di tutte le regioni sono come dei treni in corsa che richiedono, anche quelle buone, una manutenzione continua. Non è solo un problema economico, non è solo un problema di maggiori costi o di bilanci che non tornano agli scondamenti, è un problema che non si può garantire una buona sanità oggi ai cittadini, soprattutto agli anziani, se la sanità non è strutturata in un modo moderno. Oggi la Sardegna ha troppi posti letto, più di 4 o 5 posti letto per 1.000 abitanti contro i 3 del Patto della Salute, ha troppi ricoveri ospedalieri e manca invece di territorio, manca di riabilitazione, manca di lungodegenza. Quindi bisogna fare questa trasformazione, e questa trasformazione significherà naturalmente togliere dei posti letto e magari trasformare qualche piccolo ospedale da ospedale per acuti in lungodegenza o riabilitazione. Ma questo non interessa della gente, perché i piccoli ospedali per acuti non possono più oggi garantire la stessa qualità delle prestazioni che garantiscono invece un grande ospedale dove ci sono le emergenze, dove ci sono macchine diagnostiche, terapeutiche, le altre tecnologie. Quindi è una riforma necessaria che deve essere fatta in tutto il Paese, non solo in questa regione.